Caritas è un organismo della Chiesa diocesana, della Chiesa nazionale, che dovrebbe sensibilizzare le comunità cristiane e la comunità civile al prendersi cura di chi è meno fortunato, più disgraziato, più emarginato, più fragile in generale. Opere cioè che diventino provocazione, occasione di riflessione e di assunzione di responsabilità da parte del territorio ecclesiale, territorio civile. Per i servizi che ci sono qui a Treviso in Casa della Carità può trovare possibilità di mangiare ogni sera. La mensa è aperta tutte le sere dell'anno, fuorché la vigilia di Natale in cui la mensa si trasferisce in seminario. Può trovare i servizi igienici e docce, gli unici purtroppo gratuiti in Treviso. Può trovare la possibilità di dormire, anche se i posti sono molto limitati, abbiamo 18 posti in dormitorio, con purtroppo una lunga coda di attesa. Certo, sono tutti coordinati dal centro d'ascolto diocesano, in cui alcuni operatori colgono, ascoltano e offrono un accompagnamento alle persone che ci rivolgono a noi. Ormai è da anni che non sono più soltanto o soprattutto le persone straniere che si rivolgono a noi, perlomeno dalle prime conseguenze della crisi del 2008. Qui c'è stato un chiaro cambio di passo e di aumento importante di coloro che italiani non riescono ad arrivare a fine mese, o in generale, o che si ritrovano per strada, in molti altri casi. Qui a Treviso in particolare abbiamo come ospiti, noi così li chiamiamo, soprattutto persone con difficoltà di dimora. Senza dimora, le altre si rivolgono più alle Caritas. Ci sono tante situazioni diverse. C'è chi ha un passaggio breve, tra virgolette, perché semplicemente poi cambia territorio, cerca altrove, soprattutto, e qui ci sono soprattutto stranieri giovani e arrivati da poco. Possono rimanere qui perché poi trovano occasione di lavoro e in qualche maniera trovano poi anche, in qualche modo, possibilità di un qualche tipo di alloggio, non tanto di casa o di appartamento. Oppure restano per un po', poi se ne vanno, cercano altrove, anche stagionalmente a volte. Poi ci sono invece soprattutto gli stranieri di lunga permanenza, che non sono riusciti a ritrovare una stabilità dal punto di vista lavorativo e alloggiativo, o hanno avuto purtroppo situazioni che poi li hanno riportati in una situazione instabile e faticosa, oppure italiani che per mille motivi si ritrovano senza dimora, e questi sono quelli che purtroppo molte volte fanno molta fatica a cambiare il loro modo, la loro situazione di vita. La Fondazione Caritas di Treviso, che è il braccio operativo dell'ufficio pastorale Caritas diocesana, ha 22 operatori dipendenti. Solo qui in Casa della Carità, quindi per i servizi che offriamo qui, l'opera segno che mettiamo in atto qui, sono più di un centinaio di volontari, soprattutto per le squadre che si danno il turno per la mensa, dai cuochi a tutti coloro che poi contribuiscono a far sì che dalle 60 alle 80, anche più persone, ogni sera trovino un pasto che da loro stessi è definito decisamente gradevole, e anche con varietà di possibilità. Poi ci sono i volontari, e sono soltanto volontari delle varie Caritas parrocchiali, centri di distribuzione, centri di ascolto, Caritas che coordinano attività di più parrocchie. L'appartenenza, diciamo così, a questo tipo di proposta è molto varia e molto larga. Dal punto di vista pratico, noi siamo sostenuti, per quanto riguarda le spese che questi servizi comportano, dall'8 per 1000 affidato
affidato dallo Stato alla Chiesa Cattolica, una parte è per iniziative di carità e viene destinato a Caritas. Abbiamo molti sostenitori, più di 2000, che contribuiscono secondo la loro possibilità e poi ci sono anche possibilità di accedere a bandi di fondazioni o di altre istituzioni locali. Ma il modo forse più efficace e quello che è anche l'obiettivo proprio di Caritas è che ognuno si senta responsabile di chi gli sta vicino. Responsabile nel senso di averne cura, di averne attenzione, di essere disponibile a iniziare una relazione che porti a un aiuto reciproco. Questo è il modo più efficace, è il nostro obiettivo fondamentale come Caritas. Tutti possiamo fare, ognuno secondo le sue possibilità, ognuno secondo il suo percorso, ognuno secondo le relazioni che vive. Ma assicuriamo che prendersi cura molte volte è un modo per arricchirsi molto personalmente. Quello di cui abbiamo parlato sono soprattutto gli impegni quotidiani di Caritas, ma Caritas ha impegni anche dal punto di vista delle emergenze nazionali ma anche emergenze internazionali. Le azioni che stiamo facendo attraverso Caritas italiana e le Caritas di vari paesi coinvolti vanno dall'Ucraina al Sudan, alla Turchia, a tutta una serie di paesi e vai non ricordare, non ultima, la Palestina. Questo è quello che per noi è importante, essere un attore credibile, nel senso che sembra, dai riscontri che abbiamo, che le persone si fidano di donare a Caritas perché Caritas poi rende conto di quello che è stato fatto.